Ospite di oggi a Pianura News TV, il primo cittadino di Piacenza d'Adige, Valentino Chiarello. Sono Chiarello Valentino, sindaco di Piacenza d'Adige, eletto dal 2009, è il mio terzo mandato, ho fatto già 2 mandati dal 1995 al 2004, quindi una esperienza e una presenza in comune di Piacenza d'Adige abbastanza lunga. Il comune che rappresento è un comune della Bassa Padovana, ha circa 1400 abitanti, è un comune che comunque è strutturato, aveva negli anni 60 5.000 abitanti, principalmente fondato sull'attività agricola, poi non è riuscito, distante dai flussi di interesse, dalle grandi assi viarie, a trasformarsi anche come indirizzo artigianale, industriale, quindi ha perso molti suoi abitanti. Comunque oggi siamo nel panorama della Bassa Padovana, è un comune che sta tentando di recuperare il tempo perduto. Nel nostro comune negli anni 2000 abbiamo così combattuto con tanti altri comuni per riuscire a far decollare il nostro territorio attraverso anche grandi assi viari di nuova costruzione. La Val d'Astico Sud, per esempio, che è un'arteria importante, il prolungamento verso sud, passa attraverso il nostro comune e nel nostro comune c'è anche un casello autostradale, quindi ci sarà anche l'uscita Piacenza d'Adige. Recentemente è stato inaugurato il primo tratto a nord, siamo andati all'inaugurazione e lungo il tragitto di questo tratto inaugurato c'era già il cartello dell'uscita che richiamava appunto l'uscita di Piacenza d'Adige come casello autostradale. Questo potrebbe essere l'elemento fondamentale per, come dire, fondare lo sviluppo del comune, quindi uscire dall'anonimato e quindi trovare la possibilità, purtroppo in questi periodi, in questi anni di crisi globale, economica, di recessione galoppante, non è così semplice trovare gli strumenti, trovare le possibilità di sviluppo. Comunque questa arteria, questa nuova infrastruttura senz'altro porterà interesse e quindi anche possibilità di investimento nel nostro comune. Ci confidiamo, stiamo lavorando per questo con grande impegno, con grande presenza nel territorio. Speriamo che anche prossimamente con le politiche alle porte ci sia un cambio radicale nella politica generale, ci sia delle attività o delle politiche di investimento e di sostegno al mondo produttivo e questo ci potrebbe, come dire, dare una mano per poter strutturare alcune linee di indirizzo per possibili investimenti nel nostro territorio. È il comune che comunque ha una sua attività, stiamo lavorando molto sul sociale, sul welfare, abbiamo ovviamente presenza di famiglie in grande difficoltà e con le nostre risorse, piccole risorse, stiamo creando anche una rete sociale di sostegno anche con le parrocchie, con la parrocchia, con la Caritas, con tutte le altre associazioni di volontariato che su questo tema mettono la propria opera. Stiamo creando una rete sinergica dove l'istituzione non sempre riesce ad arrivare, ma insieme riusciamo a lavorare benissimo su questo settore. Stiamo preparando anche alcuni progetti di trasformazione del tessuto urbano, dell'assetto urbano del comune, proprio anche in funzione per prepararci a un cambiamento, se ci sarà lo sviluppo, un cambiamento anche, come dire, strutturale del tessuto urbano. Quindi progetti che stiamo perseguendo con grande tenacia e sfruttando anche la possibilità di far intervenire capitali privati o in forme di partenariato privato. Quindi oltre le risorse pubbliche che sono comunque sempre meno, stiamo tentando di sfruttare questo tipo di strategia, di strada per poter in qualche maniera dare la possibilità alle nostre comunità di avere delle risorse straordinarie per poter vincere questa recessione, questa difficoltà. Stiamo lavorando anche sul culturale perché siamo convinti che c'è bisogno anche di far crescere i nostri cittadini, la nostra popolazione, creando anche degli indirizzi culturali, delle occasioni per poter così stare assieme, anche per attività di aggregazione, ma soprattutto anche per crescere sotto il profilo culturale.
si cresce culturalmente e senz'altro c'è la possibilità poi anche di, come dire, di gestire meglio il progresso che eventualmente è possibile strutturare. Siamo impegnati anche nella scuola. Ovviamente nei piccoli comuni la difficoltà di mantenere i presidi scolastici è una difficoltà evidente, proprio per il numero esiguo dei ragazzi, ma su questo ci stiamo impegnati, abbiamo fatto una scelta, noi vogliamo che i nostri plessi scolastici all'interno del comune rimangano e se dove lo Stato, l'istituzione non arriva, noi per poter, come dire, mantenere, abbiamo strutturato un ampliamento formativo della didattica, accompagnando le attività didattiche strutturate dagli studi comprensivi, quindi dallo Stato, anche un nostro impegno, una nostra presenza con altri insegnanti, con altri operatori che vanno in sinergia a sviluppare un ampliamento formativo importante proprio per, come dire, consentire anche a piccole presenze di alunni una diversificazione per quanto riguarda preclassi, per quanto riguarda le materie fondamentali, ma anche occasioni di approfondimento culturale e formativo ed educativo. Quindi tutto questo impegno viene, come dire, strutturato da questa amministrazione, credendo in un futuro importante per il comune stesso, per il territorio, per i nostri cittadini. È un impegno che ci coinvolge in maniera totale, non dà spazio ad altre cose e noi siamo convinti che per poter amministrare questi piccoli comuni, in queste grandi difficoltà, ci vuole un impegno 24 ore su 24. Quindi questa è la nostra missione e la stiamo portando avanti con grande impegno, coinvolgimento e dedizione. Speriamo insomma, ecco, di trovare la possibilità di fare anche sistema con il territorio, che è importante, l'avevamo iniziato nel decennio passato, poi è andato un po' perso perché i comuni ovviamente trovandosi in grande difficoltà ovviamente cercano di trovare e di racchiudersi in se stessi. Noi per esempio come comune, in virtù anche delle nuove disposizioni, già da tempo facciamo parte dell'Unione Meliadina, quindi un insieme di comuni in maniera associativa, il comune nostro, quello di Ponso, quello di Vighizzolo, quello di Santa Margherita d'Adige, quello di Mediano San Filenzio e di San Vitale. Questi 6 comuni abbiamo pensato che anche appunto in virtù delle nuove disposizioni di legge che lo strumento migliore oggi per poter strutturare, migliorare e potenziare i servizi al cittadino sia quello di svilupparli attraverso un impegno associativo in unione, cioè un'associazione dei comuni che si mette in unione, appunto fa un'unione dei comuni e con questo strumento riesce a valorizzare e a come dire, razionalizzare e potenziare i servizi e il sostegno verso i cittadini. E anche questo è un grande salto di mentalità perché i campanilismi sono sempre dietro l'angolo, ma con l'impegno dei sindaci che credono in questi strumenti, in queste forme di valorizzazione e di, come dire, di strutturazione della gestione del governo del territorio. Noi pensiamo che questo sia appunto lo strumento migliore oggi che ci dà la possibilità appunto di razionalizzare le risorse e di potenziare i servizi e quindi anche di migliorarli. Quindi vedete, questo è un impegno che viene profuso insomma, ecco, con grande entusiasmo, con grande dedizione e speriamo che tutto questo sforzo, tutta questa volontà di creare e sviluppare progresso possa essere poi concretizzata con i dati reali. Penso che questo sia un modo anche per trasmettere agli altri, alle comunità, qual è l'impegno dei sindaci. Io dico sempre i sindaci in prima linea. Noi siamo sindaci in prima linea. Grazie.